Buongiorno, benvenuti. Oggi facciamo le nostre pillole sulla legge di bilancio. Le novità sono tante, numerose. Ho diviso le novità rispetto a quelle previste per i cittadini e le famiglie, a quelle previste per le imprese e poi per ultime tratteremo i bonus edilizi. Sono rese confermate e strutturali le 3 aliquote IRPEF già previste per il 2024, quindi 3 scaglioni di reddito. Come sappiamo sono stati accomunati il primo e il secondo scaglione tutti all'aliquota del 23%, quindi da 0 a 28.000 euro si pagherà il 23%. Ricordo che nel 23 da 0 a 15.000 23%, da 15 a 28.000 al 27%. Adesso, sommando questo primo scaglione fino a 28.000 23%, da 28 a 50.000 35%, oltre i 50.000 il 43%. Taglio del cuneo fiscale, anche questo viene confermato e reso strutturale, cioè è un contributo esteso ai redditi medio-bassi, con un aumento un po' dei redditi fino a 40.000 euro, partendo dal presupposto che questo taglio sarà contributivo fino a 20.000 e fiscale tra i 20 e i 40.000. È previsto un aumento a 1.000 euro, ricordate che fino al 24 erano 800, delle detrazioni per le spese scolastiche nelle scuole paritarie. Si mantiene il fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa rivolto ai giovani, alle giovani coppie, alle famiglie numerose e ai giovani under 36. Questo fondo di garanzia vale per il triennio 25-27. Poi cambiano in modo abbastanza importante le detrazioni, cioè viene introdotta, cosa sono le detrazioni? Sono la possibilità di scaricare, comunemente detto, usato come termine, le spese mediche, i mutui, gli interessi sul mutuo, insomma e così via. Queste detrazioni si pongono un limite a 75.000 euro di reddito, e per i redditi che arrivano poi a 100.000 e a 120.000 c'è anche un limite massimo di detrazione che è di 14.000 per i primi e di 8.000 per i secondi. È pur vero che comunque alcune cose non saranno toccate, tipo appunto le spese mediche. Le spese mediche saranno indipendenti dal limite di reddito, come gli interessi su mutui e altri tipi di piccole detrazioni. C'è una modalità anche che prevede lo stop della detrazione per i figli sopra i 30 anni, quindi non sarà più possibile portare a carico i figli over 30, e gli altri familiari sarà possibile portare in detrazione le spese di questi altri familiari solo se si tratta di ascendenti, quindi genitori, nonni e così via. Ultima novità è quella che il riacquisto della prima casa nel caso di vendita, quindi vendo la mia casa, ne riacquisto un'altra, il limite prima per riacquistare era di 12 mesi, adesso è diventato di 24 mesi. Questo per quanto riguarda le piccole novità sulle misure per i cittadini e per le famiglie. Le misure previste per le imprese, qui abbiamo parecchie misure, alcune significative e utili, altre un po' più complesse da gestire, ma la prima cosa che mi viene da dirvi è la riproposizione a regime, quindi definitiva, della rivalutazione del costo dei terreni e delle partecipazioni societarie. Anche qui ci sono dei termini per effettuare la rivalutazione, che sono quelli del 30 novembre, e l'imposta sostitutiva da pagare è pari al 18% tra il valore reale e il valore rivalutato. Poi c'è anche qui una rideterminazione della plusvalenza su fabbricati e terreni pervenuti per donazione o soggetti al bonus 110%. In questo caso, quindi terreni e fabbricati acquistati o costruiti da non più di 5 anni e pervenuti in donazione, si prevede che il calcolo della plusvalenza sia quella sostenuta dal costo del donante aumentato dall'imposta della donazione. Cioè, questa è una cosa un po' tecnica che è da vedere nel caso fosse necessario con i nostri uffici. Si ripropone la possibilità di estromettere, e questa è una cosa molto interessante, l'immobile strumentale dalla ditta individuale pagando un'imposta sostitutiva dell'8%. Che cosa vuol dire estromettere? Significa che se noi abbiamo un imprenditore che ha un immobile strumentale che è in fase di avvio alla pensione senza eredi, chiamiamolo così, far uscire dalla gestione contabile l'immobile strumentale versando un'imposta sostitutiva è assolutamente vantaggioso. Abbiamo anche la possibilità di assegnare ai soci, quindi parliamo di società, assegnazione agevolata ai soci di beni non strumentali.
purché iscritti in pubblici registri. Anche in questo caso ci fossero intestate alla società delle abitazioni piuttosto che auto, altri tipi di beni mobili iscritti in pubblici registri, in questo caso è possibile estrometterli, quindi assegnare in realtà ai soci sempre con un'imposta sostitutiva pari all'8%. Regime forfettario, che cosa cambia? Cambia il fatto che si possa aderire al regime forfettario se nell'anno precedente si hanno redditi che vengono elevati da 30 a 35 mila euro. Quindi posso aderire al regime forfettario se nel 2024 avevo un reddito inferiore ai 35 mila euro. Redditi lavoro dipendente o assimilati. Purché questo reddito lavoro dipendente o assimilato non ci sia una cessazione del rapporto, quindi in costanza di rapporto lavoro dipendente meno di 35 mila euro posso aprire una partita IVA forfettaria e gestire entrambe le cose. Una piccola modifica anche nella gestione dei professionisti. Avevamo sempre l'indecisione su quale fosse la competenza della fattura emessa a dicembre e pagata magari a dicembre ed entrata in banca a gennaio. È stato chiarito che fa fede la data di pagamento, quindi non più la data di riscossione. Un'altra cosa che interessa a tutti, l'obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e di trasferta, che d'ora in avanti dovranno essere pagate con metodi tracciati per poterli dedurre. I rimborsi addebitati al cliente per spese di vitto, alloggio non concorreranno più se tracciate alla determinazione del reddito. Gli unici che potranno continuare a fare queste spese, rappresentanza, trasferta eccetera, senza pagarle tracciate sono i professionisti. Reverse charge sulla movimentazione di merci. Reverse charge o inversione contabile viene introdotta anche per la prestazione di servizi collegati ai contratti che prevalentemente utilizzano manodopera resi da committenti nei confronti di attività di logistica e di trasporti. In quel caso si dovrà applicare l'inversione contabile. Dal 1 gennaio 25 viene introdotta anche l'applicabilità dell'IVA ai contratti di distacco del personale dipendente. Quindi per i contratti che dal 1 gennaio in poi verranno stipulati dovranno essere soggetti ad IVA, per quelli stipulati precedentemente si continuerà con le regole vecchie, cioè non c'è una efficacia retroattiva. Un'altra cosa che forse interessa a pochi ma che è interessante, non sarà più possibile emettere l'autofattura nel caso in cui vi sia una fattura elettronica non ricevuta oppure errata. Nel caso specifico, se non ricevevo la fattura dal mio fornitore, avevo la possibilità di emettere un'autofattura. In questo caso dovrò fare una comunicazione con un'apposita procedura entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate, in caso contrario potrei avere una sanzione pari al 70% dell'imposta con un minimo di 250 euro. Vengono modificate anche le società di comodo, la disciplina, la modalità, i calcoli per determinare se una società è di comodo o meno, riducendo al 50% del 50% sia le spese applicate per il calcolo dei ricavi minimi che quelle utilizzate per il calcolo del reddito minimo presunto, e in questo caso per le società di comodo decorriamo già dal 2024. Rispetto alla riscossione, diciamo così, quindi cartelle iscritte a ruolo, dal 1 gennaio 25, qualora vi fosse una dimostrata incapacità del debitore di poter fare il pagamento di queste cartelle, si allungherà il periodo per un importo fino a 120.000 complessivo di cartella, fino da 85 a 120 rate, la possibilità di rateizzazione da parte dell'Agenzia Entrate e Riscossioni, e oltre i 120.000 in 120 rate mensili, quindi in 10 anni. Viene confermata e rifinanziata la legge Sabatini. In questo caso c'è poco da dire, nel senso che per chi la utilizza e la conosce sappiamo che è in sostanza un contributo in conto impianti che viene ripetuto. Ecco, c'è, e questo valido per ditte individuali e società piccole imprese, viene anche allargata quella che viene chiamata nuova Sabatini capitalizzazione per le società di capitali, con alcune modalità ben specificate possono aderire anche loro. Credito d'imposta 4.0, 5.0 si mantiene, va avanti. Ecco, l'unica cosa
è che viene tolto dai beni immateriali, che si somma tutto viene sommato nell'unico importo con un plafond che andrà a esaurimento, quindi se finisce il plafond non ci saranno più i contributi. Rispetto alle criptovalute che tanto hanno fatto discutere, è stata eliminata la soglia di esenzione dei 2.000 euro. Chi ha attività in criptovalute, risparmi o investimenti e così via, fino a 2.000 euro non era soggetto a nessuna dichiarazione. Dal 2025 dovrà fare la dichiarazione dei redditi anche magari per 10 euro di reddito, insomma. C'è anche introdotta la possibilità di affrancare le criptoattività possedute all'1,125 pagando un'imposta sostitutiva del 18%. Assicurazione rischi catastrofali, se ne è tanto parlato in seguito poi a tutte le alluvioni, terremoti e così via che hanno distrutto parzialmente economie di regioni, di città. È stato introdotto l'obbligo a decorrere intanto dal 31/3/25, poi non sappiamo se lo prorogheranno perché doveva entrare in vigore già il 1 di gennaio, è stato prorogato a marzo, di obbligare tutte le imprese ad una polizza per la protezione dei rischi da catastrofi naturali. Che cosa dovrà assicurare questa polizza? Danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature e così via. E che cosa sono i rischi catastrofali? Sono i terremoti, le alluvioni, le frane, le inondazioni oppure le esondazioni. Altro argomento è quello relativo agli affitti brevi. Per le locazioni brevi è stato rilasciato per il Veneto già da tempo, tramite una banca dati nazionale, un codice identificativo che si chiama CIN, che diventa obbligatorio dall'1/1/25, per cui tutti coloro che hanno degli affitti turistici, cioè dei locali che danno in affitto turistico o in affitto breve, dovranno dotarsi di questa targa che dovrà essere messa all'ingresso dell'appartamento o dell'abitazione e indicato codice CIN in tutti gli avvisi, tutte le attività di promozione, quindi social e così via. Ultimo argomento è quello dell'introduzione dell'IRES premiale. IRES premiale naturalmente per le società di capitali, l'aliquota passerebbe dal 24 al 20% con però alcuni requisiti. Questi requisiti quali sono? L'accantonamento a riserve di almeno l'80% degli utili al 31/12/24 con un mantenimento di queste riserve fino al 31/12/26, un investimento in beni 4.0 o 5.0 non inferiore al 30% dei suddetti utili e comunque non inferiore al 24% degli utili del 23, il mantenimento del livello occupazionale, l'incremento della base occupazionale del 25 dei dipendenti a tempo indeterminato e l'assenza nel biennio 24-25 di cassa integrazione. Ora, questa è una cosa molto interessante per chi può avere tutte queste caratteristiche. L'ultima parte è relativa ai bonus edilizi. La prima cosa da dire è che non è stato confermato il bonus verde. Per il 2025 addio alla detrazione del 36% sui lavori dei giardini. Poi il massimale per il bonus mobili stabilito in 5.000 euro viene ripartito in 10 anni e si applica per chi ha eseguito naturalmente lavori di ristrutturazione edilizia, a prescindere dal fatto che si tratti di abitazione principale o di altra abitazione di proprietà. Al bonus mobili è stato aggiunto anche un bonus elettrodomestici per un importo pari a 100 euro ad elettrodomestico, che diventano 200 euro nel caso ci sia un ISEE inferiore a 25.000 euro. C'è un nuovo adempimento per i professionisti, comunicazione antifrode la chiamiamo così. Per i professionisti incaricati nella direzione dei lavori dovrà essere inviata in sostanza una comunicazione contenente i dati delle spese del 24 e del 25 per i lavori di efficientamento energetico e rischio sismico. Poi, come sappiamo, il superbonus è stato praticamente eliminato, quindi il famosissimo 110%, viene erogato solo a determinate categorie nel limite del 65%. Questi casi sono i condomini, sono le persone fisiche con edifici composti da 2 a 4 unità per l'unico proprietario e sono le onlus e le organizzazioni di volontariato. Per poter usufruire di questo tipo di bonus anche qui ci sono delle regole, quindi deve essere presentata all'inizio dei lavori asseverata, deve risultare nel caso dei condomini la delibera assembleare che approva i lavori, deve risultare l'istanza per l'acquisizione di titoli abilitativi, insomma un po' di documenti che poi daranno origine in questi casi specifici al superbonus. Per quanto invece riguarda, ed è la parte se vogliamo più importante, la modifica alle detrazioni per ristrutturazioni, riqualificazione energetica e misure sisma bonus, dal 25 la cosa diventa un po' più complessa. Allora, partendo sempre dal presupposto che il massimale è pari a 96.000 euro, le detrazioni
abitazioni si riducono al 50% per le spese sostenute nell'abitazione principale e dal 26 al 30% e invece al 36% negli altri casi, cioè negli altri tipi di abitazione. Quindi in abitazione principale manteniamo il 50%, in seconda casa 36%, dal 2026 tutto andrà al 30%. Gli inquilini hanno la possibilità, come i proprietari, di detrarre queste spese qua. Sembra che non sia mantenuto il 50% per gli inquilini nel caso di abitazione principale, ma che valga la detrazione del 36% che diventa 30% anche nel 26. Escono dal bonus ristrutturazioni le caldaie a combustibili fossili. Quindi le comuni caldaie che abbiamo nelle nostre abitazioni non avranno più possibilità di detrazione. Saranno mantenute le detrazioni solo per le caldaie ibride. Si allineano a quello che ho detto per le ristrutturazioni anche i sisma bonus, 50% abitazione principale, 36% seconda casa, 30% dal 2026. Quello che rimane invariato è il bonus sulle barriere architettoniche, che è pari al 75%. Ora naturalmente abbiamo riepilogato a piccoli punti e in pochi minuti quelle che sono le principali novità della legge di bilancio. In realtà sono tantissime. Io vi invito ad andare presso i nostri uffici sul territorio a verificare con i responsabili fiscali o del lavoro tutte le novità nella modalità colloquio e appuntamento. Quindi vi saluto e vi ringrazio.